Ragazzi, stamattina volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri di compleanno ieri, siete stati veramente tanti, vi ringrazio veramente tutti. E volevo ringraziare comunque anche quelli che non me l'hanno fatto, perché sinceramente, se non tenevano il genio, hanno fatto proprio buono, mi hanno fatto un grande piacere. Ragazzi, comunque a me degli auguri di compleanno non è che mi interessa più di tanto, voglio dire, non è che vada a dispiacermi se li ricevo o non li ricevo, perché sinceramente ognuno è libero di fare quello che vuole e poi sinceramente le cose importanti sono altre. Ci sono cose molto più importanti. Per esempio, ragazzi, parliamo di una cosa importante. Oggi marciapiede, ma sapete che l'hanno mandato di marciapiede? Io la mattina combatto con la gente che fa zonzo, che cammina come gli zombie, a parte con i cellulari, vabbè, anche le persone adulte, devo dire, mi dispiace, ma anche le persone adulte camminano come gli zombie davanti alla macchina. Quando ci sta tanto di marciapiede, pure a Taranto hanno inventato i marciapiede, vi posso assicurare che li hanno inventati. E sono costretta certe volte ad arrabbiarmi. Io glielo dico, ragazzi, alla finestrina e dico: Ma sai che l'hanno mandato il XVIII secolo i marciapiedi? Tu, quando hanno mandato i marciapiedi, non gestiva. Però poi si è nato, cioè voglio dire, ma ragazzi, sfruttiamole le cose che stanno, visto che sono poco, però che le poche cose che stanno sfruttiamo, più che altro per salvarci la vita, soprattutto per salvarsi da me. Ragazzi, la cosa divertente è che io certe volte non riesco a fare neanche le battute perché rido da sola sulle mie battute. Vabbè, ok, ragazzi, questa era una breve parentesi che volevo fare. Vabbè, penso che è positivo. Se uno ride delle sue battute vuol dire che le battute funzionano proprio bene. Vabbè, ragazzi, vi saluto. Spero di farvi ogni giorno anche un piccolo video come questo per mantenere in attività il canale. Ovviamente io sto anche sul canale Urbex Puglia, ricordatevi sempre di iscrivervi, di venire a visitare il canale YouTube, dove siamo sempre comunque operativi. Mi raccomando, iscrivetevi anche al mio canale o comunque seguitemi. Io lo faccio per divertirmi, ragazzi, non certo per altro, quindi spero di mantenerlo più attivo possibile e di farvi fare qualche risata in più. Ragazzi, mi raccomando, qualsiasi cosa, come dovete fare? Quando ciò ciò.